Qui al Sorrentino per la gara valore per la nona giornata del campionato di eccellenza tra Accademia Trapani e Bagheria. Diamo lettura delle formazioni. Bagheria, Zummo, Rotolo Pellegrino, Pucci, Abate e D'Acquisto, Fontana, Peccola, Lombosco, Iezzi e Balistrelli. In panchina Scalisi, Ciani, Consigliere, Pennisi, Tabasso, Raia, Ribaudo, Serio e Fricano. Allenatore il signor Provenzani Francesco. Accademia Trapani col numero 1 in stretta, col numero 2 Cristina, col numero 3 Martorana, col numero 14 il nostro capitano Campanella, col numero 15 Lamin, col numero 6 Ravazza, col numero 7 Russo, col numero 8 Demba, col 9 Ambucciato, col 10 Artur e col 19 Mario Secan. In panchina Giliberti, Montaggio, Candela, Agnello, Davanno, Genovese, Pellegrino, Savona e Camara. Allenatore il signor Alberto Amoroso. Dirigerà l'incontro il signor Iari Lauria nella missione di Agrigento, coadiuvato dal signor Davide Battalotta di Palermo e il secondo assistente Fabrizio Narcisi, sempre della missione di Agrigento. Amici sportivi, buon divertimento e forza Accademia! Amici sportivi, abbiamo appena sentito le formazioni iniziali di entrambe le squadre. Benvenuti all'impianto sportivo Roberto Sorrentino per la nona giornata di Eccellenza Sicilia Girone A. A sfidarsi quest'oggi saranno Accademia Trapani contro Bagheria 90-011. Calcio d'inizio affidato alla squadra ospite, si attende solo il via del direttore di gara per cominciare. Sul punto di battuta il capitan Lombosco. Scusa, ti puoi accomodare in panchina? Fai alzare l'allenatore visto che deve stare in piedi. Vabbè. Scusa. Andiamo! Tutto partito, primo possesso per il Bagheria, che si affida alla costruzione dal basso. Lancio lungo a cercare i compagni in posizione avanzata facile, però con le braccia di Mistretta, che decide di affidarsi subito al compagno più prossimo. Fallo, punizione in favore dell'Accademia Trapani. Gioca! Vai tu! Battuto subito a cercare i compagni nella profondità, pallone che però rotola sul fondo. Lancio lungo a cercare la profondità, lo intercetta il capitano del Bagheria che si affida alla fascia sinistra. Fase di studio tra le due squadre. E subito prima occasione del Bagheria che si propone subito in avanti e che sfiora sin dal primo minuto del match la possibile occasione di sbloccarlo. Tiro però troppo debole. Lancio lungo. Subito occasione neutralizzata però prontamente dall'attenta difesa del Bagheria, che subito prova a ripartire sulla fascia sinistra. Verticalizza il Bagheria. Subito si ripropone in avanti, sfiorando ancora una volta l'occasione.
Mistretta invita i suoi a prestare maggiore attenzione. Nei primi 2 minuti già 2 le possibili occasioni create dal Bagheria. Sarà intanto calcio d'angolo in favore della squadra ospite. Corner, subito ribattuto fuori, tentativo di tiro dalla distanza, punizione in favore dell'Accademia Trapani. Entra in ritardo uno dei giocatori del Bagheria e colpisce sulla gamba uno dei giocatori dell'Accademia Trapani, che rimane dolorante a terra. Rimessa dal fondo, cerca il lancio lungo di Stretta, palla in mano a Secan, che concede il fallo laterale alla squadra ospite. Prova a costruire di nuovo il Bagheria, pallone però prontamente intercettato dall'Accademia Trapani, che prova a costruire sulla fascia sinistra con il numero 10. Tentativo di intercettare il compagno sulla fascia destra, Lecco però in maniera molto attenta alla difesa del Bagheria, che non si è lasciato sorprendere. Ancora possesso Accademia Trapani, si appoggia, Butta! cross in mezzo, intercettato anche stavolta la difesa attenta del Bagheria, che prova a ripartire. Passaggio calibrato male, palla regalata all'Accademia Trapani in fallo laterale. Rimessa subito battuta alla squadra di casa, pallone in primis intercettato dal Bagheria. Possesso della squadra ospite, che si affida all'estremo difensore. Una su play! Lancio lungo del Bagheria. In lettura da parte della difesa dell'Accademia Trapani, che prova a ripartire, pallone nuovamente però in mano alla squadra ospite. Grande intensità da parte della squadra ospite finora, altro però intervento in ritardo, rimane un giocatore del Bagheria a terra. Per il direttore di gara è tutto regolare e si prosegue. Pallone però messo fuori, in attesa di comprendere quale sia l'entità. Gioco fermo per ora. Cambiati con Marco, e te la soldi tu molto dal momento, ok? Il gioco può riprendere. Pallone ceduto agli avversari. Riparte dunque Mistretta. Si appoggia il compagno più prossimo. Tentativo di lancio lungo a cercare Secan. Davanti, giochi, davanti! Ok, bravo,
Pallone affidato a Campanella che si appoggia alla fascia destra. Cerca di ritagliarsi qualche spazio l'Accademia Trapani. Attualmente 0-0 il risultato del match. Due occasioni interessanti per il Bagheria finora nei primi 2 minuti del match. Pallone in mezzo, allontanato, lotta per il controllo, il Bagheria lo ottiene. Il direttore di gara invita alla calma, seleziona Nella che a sua volta si appoggia su Demba. La palla a Campanella che si affida alle retrovie. Prova a ripartire il Bagheria, subito intercettato dalla difesa del Trapani. Lo stesso della squadra di casa. Prende tutto il tempo Demba. Altro intervento duro, tutto regolare anche stavolta per il direttore di gara. Ennesimo intervento in cui la squadra di casa richiede un fallo, per il direttore di gara invece tutto regolare, si può continuare. Nel frattempo il Bagheria prova a ripartire nuovamente, non riesce ad agganciare bene il pallone. Palla che finisce in fallo laterale. Lancio lungo, facile tra i piedi del portiere della squadra ospite, si affida al compagno più prossimo per ripartire. Resta alto l'Accademia Trapani nel tentativo di mettere in difficoltà l'avversario, che però reagisce bene e già sin da adesso prova a ripartire sulla fascia sinistra. Pallone lanciato in mezzo, allontanato, in rimessa laterale. Ancora possesso Bagheria, un tuffo in stretta sicuramente mette il pallone tra le sue mani. Indirizza qua! Trapani che tenta il lancio lungo, Secan non ci arriva, si agguanta sul pallone il numero 9. Difesa anche in questo caso del Bagheria molto attenta. Nuovamente altro tentativo offensivo da parte del Bagheria che si trova in area, appoggia il pallone che viene allontanato non benissimo, il controllo di Lobosco e subito ripartenza dell'Accademia Trapani con Secan che prova a infilarsi nelle retrovie della squadra avversaria. Lotta di possesso tra le due squadre, pallone che finisce in rimessa laterale. Rimessa laterale in favore della squadra di casa. Dai!
Possesso della squadra ospite che opta nuovamente per un lancio lungo. Letto bene dalla difesa, ma ancora possesso Bagheria. Provare a verticalizzare, si appoggia. Rossi in mezzo, facile, due tempi tra le braccia di Mistretta. Stesso Accademia Trapani che si affida nuovamente a un lancio lungo per i compagni in zona avanzata, intercettato dalla difesa del Bagheria. Ora possesso Accademia Trapani, Campanella reclama un fallo che viene concesso dal direttore di gara. Quindi discussione tra Campanella e il direttore di gara. Pallone battuto veloce nel tentativo di sorprendere le linee difensive, invece molto attente del Bagheria. Pallone dunque che sfila sul fondo. Zummo si affida al compagno sulla corsia destra, errore, subito ci mette una pezza però il Bagheria, grande rischio, corso dalle retrovie del Bagheria, subito messo una pezza però. Intanto rimessa laterale in favore della squadra di casa, fatto di possesso tra le due squadre, allontanato, nuovamente rimesso in zona offensiva. Ecco che si propone nuovamente il Bagheria, cercando i compagni in mezzo, pallone letto bene da Campanella. Inizia a reagire la squadra di casa dopo i primi tentativi d'assedio nei primi minuti, pallone in mezzo, grande rischio corso dal Bagheria, occasione di sbloccare il match, nel frattempo tentativo di ripartenza da parte della squadra ospite. Scambio tra i due compagni, pallone in mezzo, buona lettura da parte dell'attenta difesa dell'Accademia Trapani che sventa il peggio. Attenzione, ancora possesso Bagheria, pallone nuovamente messo in mezzo, troppo debole però viene allontanato. Possesso Accademia, prova a costruire, si prende tempo l'Accademia per provare a ritagliarsi uno spazio. Lotta sul pallone Campanella, messo banda, si appoggia alle retrovie, fallo commesso dal Bagheria, punizione per la squadra di casa. Fase di studio tra le due squadre, ma allo stesso tempo anche di grandi occasioni da entrambe le parti. Nel frattempo si propone ancora una volta in avanti l'Accademia Trapani, che non riesce però ad agganciare il pallone di Cristina, pallone che dunque sfila sul fondo. Dividetevi in medio l'area, dividetevi in medio l'area, date tutte e due sul primo, tutte e due in mezzo.
rimessa dal fondo per Zummo, che opterà con ogni probabilità per il lancio lungo. Pallone messo in fallo laterale dall'Accademia Trapani, del Bagheria. Passi dietro, statino lì! Tentativo di lancio lungo, gestisce con serenità la difesa dell'Accademia Trapani che accompagna il pallone sul fondo. Prova a gestire con un po' più di calma la squadra di casa, sempre nel tentativo di ritagliarsi uno spazio per poter sbloccare il match. Ancora 0-0 il risultato al Roberto Sorrentino. Mettici colpo, Stefano, mettici colpo! Prova a ripartire l'Accademia, esce il portiere, salva tutto. Buono! Buona lettura da parte di Mistretta, che ha subito capito le intenzioni della squadra avversaria, è uscito dalla propria area per allontanare il pallone. Lasciaci centro, lascia! Non fai donna, stai lì, così! Mister del Bagheria invita i suoi alla calma. Ciao Giacomo! Nel tempo si propone ancora una volta in avanti il Bagheria, faccendosi sulla fascia destra, cross in mezzo subito letto da Martorana, che però rimane a terra. Probabilmente il cross lo ha colpito duramente, il giocatore rimane momentaneamente dolorante a terra. Chiudi cieco! Gioca la cieca, gliela dai subito, senza scaricare con Giovanni! Si rialza Martorana, nulla di particolarmente grave fortunatamente. Si riparte da una rimessa laterale in favore della squadra di casa, della squadra ospite, scusate. Allontana l'Accademia Trapani, tentativo di tiro, in tuffo, Mistretta ci mette una pezza, ferma tutto il direttore di gara. Prova a ripartire subito l'Accademia Trapani, grande rischio commesso poco fa, ci ha messo fortunatamente una pezza Mistretta. Ancora possesso Bagheria nel frattempo. Il Bagheria che sulla fascia sinistra cerca di ritagliarsi uno spazio per crossarla in mezzo, pallone allontanato in calcio d'angolo. Sarà dunque corner in favore della squadra ospite. Inizia nuovamente a soffrire l'Accademia Trapani. Corner battuto, allontanato prontamente da Campanella. Difesa del Bagheria che si appoggia all'estremo difensore, può ripartire. Tempo
prova a ripartire il Bagheria nuovamente sulla corsia sinistra, mette in mezzo, si lamenta nel frattempo il mister del Bagheria, vorrebbe che vi fosse più presenza in mezzo, tanti buoni palloni messi in mezzo, pochissimi quelli intercettati. Nel frattempo Contassi di gioco duro, rimane uno dei giocatori dell'Accademia Trapani a terra. Tutte e due! Dove sto pagando? Di quattro! Gigi! Oh! Usciamo a sinistra, c'è densità. Rimessa laterale in favore della squadra di casa, pallone però restituito al Bagheria che riparte da Zummo. Lancio lungo del Bagheria, intercettato di testa dall'Accademia Trapani. Punizione nel frattempo in favore della squadra di casa, che prova ad appoggiarsi sulla fascia destra, lancio lungo calibrato male. Nel frattempo continua Vieni qui! a tentare di costruire il Bagheria. E Danilo scappa. Dani! Bravo Dani! Ancora una volta sulla fascia sinistra ci prova il Bagheria. Chiudi tu, lui ti segue, chiudi tu! Pallone in mezzo, allontanato, ma ancora possesso Bagheria, questa volta sulla fascia destra, ancora un altro pallone in mezzo. Forte dietro! Rimane il pallone in mano al Bagheria. Tentativo di ripartenza da parte dell'Accademia Trapani, pallone in mano a Secan, che prova ad appoggiarsi al compagno in mezzo, calibra male il passaggio, però ancora pallone in mano all'Accademia Trapani. Tentativo disinnescato dalla difesa del Bagheria, che può provare velocemente a ripartire. Peppe! Lotta sul pallone, altro fallo reclamato dalla squadra di casa. Inizia a scaldarsi anche la panchina dell'Accademia Trapani. Nessuna sanzione però per il direttore di gara, tutto regolare. Non uscire, vai qua, vai tu, non uscire, così, uno va là, e uno sta su 4. Nel frattempo ancora possesso il Bagheria. Vai. Lancia lungo i compagni Campanella. Pallone in mezzo. Buona occasione per Russo. Pallone però forte, ma non calibrato benissimo, termina sul fondo. Sarà dunque rimessa dal fondo per Zummo. Invece no, punizione per il Bagheria. Batte comunque Zummo invitando i compagni a salire. Lancio lungo che prova a sorprendere le linee difensive dell'Accademia Trapani, però molto attente in questo caso. Sarà però corner subito battuto
dal Bagheria, che prova nuovamente a scodellare in mezzo il pallone. Prova a ripartire l'Accademia Trapani. Pallone. Attimi di discussione con il direttore di gara e con il suo assistente. Non sono particolarmente d'accordo i giocatori della squadra di casa rispetto a alcune decisioni arbitrali prese fino ad ora. Nel frattempo 28esimo minuto, ancora 0-0 al Roberto Sorrentino di Trapani. Sarà punizione in una zona molto interessante per il Bagheria. Si aspetta il via del direttore di gara. Grande occasione per il Bagheria. Pallone battuto in mezzo e pallone che finisce in rete. Sblocca il match. Legge male Mistretta e sblocca il match Riccardo Pellegrino. 1-0 per il Bagheria. Dai, 1-0 il risultato al Roberto Sorrentino. A sbloccare il match il numero 3 Riccardo Pellegrino su punizione. Urge una reazione da parte della squadra di casa, che potrebbe arrivare con lo scossone del gol appena ricevuto. Nel frattempo risultato che alla fine rispecchia quello che finora è stata la partita. Grande proposta offensiva da parte della squadra ospite, che certamente si è meritata la situazione di vantaggio. Ora però sta all'Accademia Trapani reagire. Prova subito la squadra di casa. Pallone però nuovamente in mano al Bagheria, che può provare a ripartire. Arriva Giacomo. Bravi! A fare gol! Ancora possesso Bagheria, che prova il tiro. Non trova però lo specchio della porta. Il numero 10 Iezzi Giuseppe. Ecco, bravo! Si affida al lancio lungo l'Accademia Trapani e cercare i compagni in profondità. Attenzione, buon pallone per Secan. Reclama un ulteriore fallo l'Accademia Trapani per il direttore di gara. Ancora una volta è tutto regolare. Questo è lo stesso fallo di quello là. È uguale. Inizia a scaldarsi anche il mister. Bravi la linea! Combatte Martorano sul pallone. Fallo in favore della squadra ospite. Entra in maniera troppo dura e Gir. Attimi di discussioni tra le due squadre. Iniziano a scaldarsi, a volare parole poco cordiali tra i due giocatori. Nel frattempo sarà un'altra punizione battuta sempre da Zummo, che invita i suoi compagni ad avanzare. Lancio lungo. Attenzione, Campanella neutralizza un pallone molto pericoloso tra i piedi del Bagheria. Altro
intervento in ritardo, sanzione verbale del direttore di gara per il giocatore dell'Accademia Trapani. La squadra ospite però inizia a reclamare qualche cartellino. Punizione per la squadra ospite che si affida alla fascia destra. Intercetta il numero 10 dell'Accademia Trapani che può provare a lottare sul pallone, ci riesce, si ritrova da solo davanti al portiere. Reclamato il rigore da parte del numero 10, iniziano a scaldarsi tantissimo gli animi per il direttore di gara. È tutto regolare, pallone che sfila sul fondo. Sarà comunque corner in favore dell'Accademia Trapani. Certo il numero 10 avrebbe voluto molto di più di un calcio d'angolo, ma questa è la decisione del direttore di gara. Chiama lo schema Campanella. Pallone scodellato in mezzo, allontanato da Zummo, rimane a terra in aria un giocatore dell'Accademia Trapani, ma si continua a lottare sul pallone e prova a ripartire il Bagheria nel frattempo. Passaggio calibrato bene, ma aggancia male il compagno, restituisce il pallone dunque agli avversari. Altro lancio lungo dell'Accademia Trapani che prova ad intercettare Secan. Riesce ad agganciare bene il pallone e di conseguenza altro possesso del Bagheria che prova a lanciarsi lungo. Pallone facile però tra le braccia di Mistretta, che prenda un attimo a respirare. Richiama all'attenzione l'estremo difensore del Bagheria, i suoi compagni. Tempo lotta di possesso tra le due squadre nella fascia sinistra. Sarà rimessa laterale in favore della squadra ospite. Dani, un po' meglio la linea quando scappiamo, Dani. Gestisce il numero 10 del Bagheria. Si appoggia però all'estremo difensore, dunque si ripartirà da Zummo. Ancora possesso Bagheria che si affida a un altro lancio lungo, chiamato però il fuorigioco dall'assistente. Non è molto d'accordo con la decisione del guardalinee, Capitan Lobosco. Si prende un attimo prima di ripartire l'Accademia Trapani. Mistretta opta per il lancio lungo per i compagni, agganciato da Secan. Si appoggia al numero 9 che poi si affida alla fascia destra. Pallone nuovamente intercettato dal Bagheria che può ancora una volta provare a ripartire. Intervento falloso ai danni di Campanella. Ha provato a battere subito l'Accademia Trapani. Il direttore di gara non è dello stesso avviso, però batte veloce, Campanella si affida a Martorana che può scodellare in mezzo. Pallone intercettato dalla difesa del Bagheria che allontana. Ancora però possesso Accademia Trapani. Calcio d'angolo in favore della squadra di casa. Punto di battuta sempre Campanella.
Pallone in mezzo, allontanato con le mani da Zoom. Ancora pallone tra i piedi di Campanella, però, che può provare ad affidarsi a Demba, che lancia da fuori area. Grande rischio per il Bagheria. Pallone che termina sul fondo. Riparte ancora il Bagheria. Calma, calma! Calma! Muovila! Muovila! Gira! Abbiamo preso la palla, giochiamo. Lancio lungo del Bagheria. Reclamato ancora una volta il fallo. E iniziano a volare anche parole pesanti dagli spalti nei confronti del direttore di gara. Nel frattempo 38esimo minuto di gioco, quasi 39esimo, risultato di 1-0 in favore della squadra ospite qui a Roberto Sorrentino. Nel frattempo ancora possesso Bagheria, che può provare a costruire qualcosa. Pallone però recuperato da Demba, che si affida al lancio lungo, calibrato male, però ancora possesso Bagheria, che può rendersi pericoloso da fuori area. Pallone deviato, sarà dunque calcio d'angolo. Dai raga, oh! Dai! Belle! Forte in mezzo. Sarà dunque corner per il Bagheria. Petto spalle, Giacomo sta dietro. Giovi, rimani lì. Sul punto di battuta va il numero 3 Pellegrino, autore del gol che ha sbloccato il match. Vieni fuori, non tiri fuori. Davanti a 7 non ci interessa, quello là in mezzo ci interessa. Corner battuto in mezzo, calibrato male, finisce sul fondo. Nel frattempo Zummo invita animatamente i suoi a rientrare. Batte corto Mistretta. Ancora una volta pallone recuperato dal Bagheria, che si propone in zona offensiva. Prova a scodellare in mezzo il Bagheria. Riparte subito l'Accademia Trapani. Ancora una volta pallone recuperato dal Bagheria, che concede veramente poco ai suoi avversari. Pallone allontanato da Mistretta nuovamente. Accorcia Peppe! Pallone lasciato sfilare sul fondo, sarà rimessa per il portiere, per il Bagheria, che giustamente si prende tutto il tempo del mondo con l'obiettivo di andare in spogliatoio con un risultato utile che permetterebbe di gestire la seconda metà di gara con ben più tranquillità. Lancia lungo Zoom, pallone intercettato al numero 10 dell'Accademia Trapani. Sali che bella! Ancora possessa Accademia Trapani sulla fascia destra. Raddoppiato. Ancora possessa Accademia Trapani, pallone buono. Zummo ci mette una pezza.
iniziano a scaldarsi seriamente gli animi. C'è un giocatore nel frattempo del Bagheria che rimane a terra. Richiesto l'intervento dell'assistente. Chiama quello. Mister, lo chiama per favore. Quello che il massaggiatore dici. Mister, solo quando lo chiama l'arbitro. Attimi di incomprensione tra la panchina del Bagheria, che ha mandato in campo l'assistente per soccorrere uno dei giocatori a terra. Aspetta che stanno tutti in gioco. Inizia ad arrivare lamentele anche sugli spalti. Bagheria nel frattempo che prova ancora una volta a proporsi in maniera offensiva. Ottimo scambio. Il direttore di gara però ferma tutto. Luca cosa? Si aspetta il via del direttore di gara per poter battere questa punizione. Ma ci avviamo verso la conclusione dei minuti regolamentari. 2 minuti di recupero, dice l'arbitro. La puoi pure appoggiare. Appoggia dietro a Saulo. Nel frattempo Demba controlla male il pallone. Messa laterale dunque per il Bagheria. Buttali giù! Lo bosco. Lancio lungo. Intercettato di testa, rimbalzato su un giocatore del Bagheria, rimessa dunque laterale in favore dell'Accademia Trapani, che può provare l'ultimo o uno degli ultimi assalti prima del termine della prima frazione di gara. Pallone lanciato lungo verso la fascia destra, tenuto in gioco dai giocatori del Bagheria, però ancora lotta per il possesso. Perdonami, ma sai perché l'ha ammonito? Forza, dai, meglio, adesso. Pallone che sfila sul fondo, di conseguenza sarà messa per il portiere, che invita ancora una volta i suoi ad avanzare. Lancio lungo di Zoom. Termina la prima frazione di gara, 0-1 il risultato al Roberto Sorrentino. Ci vediamo dunque dopo l'intervallo. Ha fatto la sua partita, ci ha colpiti nel sonno, perché quando prendi ancora 1 minuto e 40 secondi, così come è successo domenica scorsa, solo domenica scorsa siamo riusciti a ribaltare, questa volta insomma, abbiamo subito l'onta di qualità che ha indicata nelle varie zone del campo, quindi anche il secondo gol insomma un po' fortunoso per via di un fattore del nostro portiere, ma ripeto, non ho nulla da togliere ai meriti del Licata. Potevamo entrare in partita con il calcio di rigore che insomma non è entrato, ma fa parte anche questo del gioco, quindi siamo rientrati in partita troppo tardi, quando già le situazioni si erano un po' stabilite a favore del Licata, però va bene così, dobbiamo rimboccarci le maniche, dobbiamo capire sempre che insomma siamo una squadra che deve lottare,
come dire, conquistare metro dopo metro, non dando mai all'avversario la possibilità, specie come quello di oggi, a cui non va dato assolutamente nessun tipo di vantaggio. Avete aperto una pagina importante del calcio siciliano, non solo, perché ora è stata una squadra che credo che abbia dettato, insomma, abbia cambiato anche il modo come dire, di vedere il calcio, con Zeman prima, poi gli allenatori fino a Papadopoulos, successivamente poi la scalata fino alla Serie B credo sia stata la giusta consacrazione per un ciclo che credo sia ripetibile. Poi personalmente devo dire che ho avuto l'onore e la fortuna di giocare l'ultimo anno in cui Ligata stava ai professionisti un derby l'1 maggio del 94, nel quale ero in campo con Enzo Campanella, con Mimmo Giacomaro, dall'altra parte del Ligata c'erano insomma Zangara e Gonzaga, Pippetto Romano, insomma diciamo c'era mezza squadra di quel blasone a cui facevo riferimento, che ripeto rimane unico, rimane un punto di riferimento sicuramente che ancora stentano le società a imitare, perché quello che ha fatto Zeman, quello che è successo qui a Ligata, insomma può accadere ovunque. Zeman poi l'ha fatto a Foggia, poi insomma nelle grandi società non hanno potuto ripetere queste cose, però ripeto, il sistema calcio a quei livelli ha altre leggi, altre situazioni, però rimane questo fantastico ciclo, di cui Enzo è stato uno degli artefici. Non so dove finiscono i nostri demeriti, iniziano i meriti Ligata e viceversa, nel senso che c'è un filo sottile che fa da spartiacque, quello che dopo il gol da 1 minuto e 40 secondi, ripeto, quello ti taglia le gambe, anche perché ti fa saltare un piano gara che per noi, ripeto, io fino alla fine ho giocato con 4 attaccanti, quindi non sono venuto qua per difendermi, per difendere poi cosa, perché se ti difendi una squadra come Ligata ti rintanano nella tua metà campo e rischi di... Dovevamo tenere un po' più duro, cercare di non subire così come abbiamo subito quel passivo di 2 reti, ma ti ripeto, fa parte del calcio e poi potevamo, come ho detto poc'anzi, riprendere la gara. Vedo, i ragazzi hanno dato tutto, hanno dato tutto quello che potevano dare. E naturalmente poi di fronte abbiamo un avversario di elevata caratura e quindi con questo bisogna fare i conti. Ripeto, non averla aperta al primo tempo è stato un peccato, perché abbiamo assistito a una bella partita, ma tutto sommato, ripeto, non credo che il pubblico si stia annoiato. Poi insomma che noi non siamo molto contenti, questo è ovvio, il risultato ne testimonia. Non dobbiamo mai abbassare la guardia, non dobbiamo mai tirare remi in barca, ma qualsiasi sia il risultato. Naturalmente, ripeto, venire qua dopo neppure 2 minuti andare sotto è difficile poi riprendere il battono della matassa, ripeto. Poi ci abbiamo tentato, Cristian ha mucciato, ci aveva tentato anche nel primo tempo, il rigore, come ha detto, poteva cambiare su tutta la partita. Ripeto, dobbiamo lavorare per essere sempre squadra, per essere sempre sul pezzo e capire che dal sacrificio, dalla lotta di ogni centimetro, io parlo sempre dei primi 5 centimetri e degli ultimi 6 secondi che sono fondamentali per ogni sport, ma nel calcio in particolar modo, perché arrivi prima dell'avversario e finisci dopo di lui. La Mistretta veniva da un periodo nel quale aveva recuperato qualche piccolo acciacco, probabilmente oggi insomma c'è stata una brusca frenata, una caduta, ricaduta, non saprei come definirla, perché poi fondamentalmente stretto i denti domenica scorsa, in settimana abbiamo tentato di recuperarlo nel migliore dei modi, pazienza, in settimana cercheremo di recuperare un po' tutti, anche 111 ha avuto risentimento muscolare. Ripeto, finora ci era capitato ben poco sotto questo punto di vista, dobbiamo prenderle nota. La fatica, il viaggio sicuramente sono cose che, la tensione, sono cose che pesano nell'economia psicomotoria di un calciatore, quindi questo credo che ne faccia parte per quanto riguarda Centozzo. Quanto riguarda Mistretta valuteremo le sue condizioni, speriamo che possa riprendersi quanto prima. Terminata con il risultato di 2-2 la prima sfida in campionato in casa per il Mister Palermo, seguito con il Mister Cappello che salutiamo. Salve a voi. E chiediamo subito, Mister, un pareggio arrivato agli ultimi 20 secondi, c'è un po' di rammarico? Ma guarda, queste partite si possono anche perdere perché non è stata una prestazione oggi ottima, eravamo un po' sottotono, quindi quando ci mette un po' anche la sfiga, perché potevamo fare il 3-1, abbiamo preso un palo a 35 secondi o 40 alla fine e poi prendiamo il 2-2. Questo sport è anche bello per questo, quindi, ma non abbiamo fatto comunque una buona partita, quindi mi tengo diciamo, stretto il punto perché potevamo anche perdere oggi, quindi va bene un punto, ma la prestazione è da rivedere indubbiamente.
Dopo il pareggio degli ultimi 30 secondi, poi a 15 secondi alla fine, un'altra ghiotta occasione per gli avversari per per vincere la partita con un brutto tiro di Martino. Cosa ha pensato in quel momento? Quello che ti ho detto poc'anzi, che queste partite si possono anche perdere quando giochi così male, quando la palla comunque non vuole entrare. Abbiamo creato tante occasioni, ma non abbiamo mai sfruttato l'occasione che abbiamo avuto. Loro comunque sono stati una buonissima squadra in fase difensiva, difendevano bene, ripartivano in contropiede, è una squadra molto organizzata che oggi ci ha dato tanto filo da torcere, quindi merito anche degli avversari se quest'oggi ci siamo portati un punto noi e un punto loro, quindi i complimenti vanno anche a loro. Abbiamo visto un primo tempo sottotono, un secondo tempo invece decisamente migliore. Cosa ha detto all'intervallo ai suoi ragazzi? Ma detto in maniera povera mi sono proprio incazzato perché abbiamo fatto un bruttissimo primo tempo nell'atteggiamento, quindi ovviamente a fine primo tempo ho dovuto alzare un po' la voce perché eravamo troppo spenti, quindi il secondo tempo si è diventato un po' meglio, però diciamo che la squadra vista oggi non è quella delle ultime giornate, nelle ultime uscite, quindi c'è qualcosa da rivedere, dobbiamo un pochettino rivedere alcune situazioni, forse eravamo un pochettino scarichi mentalmente, dobbiamo vedere di lavorare perché è un gruppo giovane, quindi ci sa anche fare queste prestazioni. Dunque lei parlava di pile scariche, quindi quanto è importante arrivare alla sosta prima della grande sfida contro l'Adrano per potersi anche farsi un pizzico riposare in campionato? Serve per ricaricare un po' le batterie, anche se non abbiamo giocato in maniera continua perché ci sono state anche delle soste dopo la Coppa Divisione. Adesso c'è un'altra sosta, poi ci aspetta Adrano e dobbiamo un pochettino fare un po' anche un bagno di umiltà, perché forse ci siamo sentiti troppo belli in queste partite che abbiamo affrontato, quindi dobbiamo un po' rimanere con i piedi per terra e capire che quest'anno sarà dura e come vedete una partita di questa dove magari la vuoi vincere in casa con la Gallinese, poi ti porti un punto e è andata anche bene perché potevamo perderla anche alla fine, quindi dobbiamo fare un po' bagno di umiltà. Un pensiero sull'Adrano. L'Adrano quest'anno ha alzato un po' l'asticella, ha preso giocatori di categoria, quindi poi conosco molto bene Carmelo Sgoi che ci tiene a fare bene ogni anno, quindi è un gruppo anche loro giovane, quindi è una squadra che secondo me può puntare a vincere il campionato. Giuseppe Mione, sembrava che anche oggi la legge del Matranga stesse per concretizzarsi, alla fine la zampata di un campione, possiamo dirlo come Arken, vi ha negato la gioia della vittoria e di un'altra settimana in testa alla classifica. Sì, però non toglie niente alla nostra prestazione che sarà buona di fronte a una squadra veramente super attrezzata, una squadra forte. Certo eravamo contenti se la portavamo a casa, avevamo fatto una grandissima prestazione difensiva, però penso che tutto sommato pareggio è il risultato giusto che ci può stare. È un pareggio frutto anche della vostra capacità di fare, come dicevo anche durante la diretta, blocco negli ultimi 30 metri, anche nella fase finale del primo tempo, quando è arrivato intanto il palo subito dopo il gol, poi c'è stato anche il palo di Tempesta. È tornata quella capacità da parte del Castellammare che si era vista 2 stagioni fa di compattarsi attorno a quelle figure chiave che sono Adamo, Caronia, Messina. Sì, esatto, quello che facciamo è chiaramente l'assenza di Malik non ci consente di avere un certo tipo di ripartenza, però ho detto ai ragazzi facciamo quello che sappiamo fare, facciamolo bene, il gol può arrivare su situazioni anche diverse, così è stato, e poi è la nostra caratteristica, ci sappiamo difendere bene, l'abbiamo fatto benissimo fino all'ultimo, è chiaro che poi un po' di energia ci è mancata, loro fanno cambi e mettono persone in panchina, insomma, come questo attaccante imponente, per cui diventa anche difficile mantenere l'energia fino all'ultimo minuto. Ci avevamo quasi fatto che mancassero 5 minuti alla fine, però non ho niente da rimproverare, sono soltanto contento dei ragazzi oggi. Ecco, so che agli allenatori non piace parlare dei soggetti, dei giocatori individuali, ma la domanda te la faccio lo stesso. Oggi partita, a mio parere, eccellente da parte di Tempesta, a livello anche di qualità nel tenere anche la palla lontano. È quel giocatore che ti sta dando forse quel pizzico di qualità in più che magari viene meno in Messina, che fa magari un lavoro invece un po' più sporco, anche spalla alla porta da punta. Assolutamente sì, e Tempesta ha avuto un impatto così e ora finalmente da 2 o 3 settimane si è calato in quello che deve fare a Castellammare, se lo fa con grande energia e correndo e sacrificandosi, poi la qualità sua è almeno di un'altra categoria, questo non si discute, ma per fare venire fuori la qualità bisogna prima mettersi bene, correre, mettersi a disposizione, sacrificarsi. Finalmente lo sta facendo e credo che prenda anche le soddisfazioni.
Tornano le due squadre in campo, si aspetta solo il via del direttore di gara per far iniziare il secondo tempo di Accademia Trapani, Bagheria 90-011. Via che arriva in questo momento, primo possesso della squadra di casa che deve subito rialzare la testa dopo il gol dell'1-0 che ha sbloccato il match di Pellegrino su punizione nel primo tempo. Accademia Trapani che deve necessariamente portare a casa punti. Bagheria che invece dovrà essere in grado di gestire il vantaggio ed eventualmente anche allungare le distanze. Si propone in maniera offensiva il Bagheria, che prova a ritagliarsi uno spazio per gettare il pallone in mezzo. Pallone scodellato in mezzo, la testa del numero 8. Il gioco del direttore di gara. Ammonizione per uno dei giocatori del Bagheria. Anzi, espulsione. Non si capisce bene il motivo. Anche le panchine sembrano molto perplesse da questa decisione del direttore di gara. Buttato fuori per doppia ammonizione il numero 10 del Bagheria, Giuseppe Iezzi. Tra l'incredulità generale. Bagheria che dunque rimane in 10, la strada per gestire il vantaggio si fa in salita, mentre per quanto riguarda l'Accademia Trapani c'è una buona occasione che possono sfruttare per ristabilire in parità il match. Si aspetta il via del direttore di gara che continua a discutere con alcuni giocatori del Bagheria che ancora non comprendono la decisione poc'anzi presa dal direttore di gara. Lancio lungo dell'Accademia Trapani che subito prova a proporsi offensivamente, pallone che finisce tra le braccia di Zummo. Squadra ospite che dovrà reggere il colpo dell'espulsione. Certamente non facile, specie all'inizio del secondo tempo. La squadra ospite dovrà giocare un intero tempo regolamentare con un uomo in meno. Certo, in situazione di vantaggio, però non è assolutamente semplice gestirlo avendo a disposizione un uomo in meno. Nel frattempo altro fallo, altro giallo per il Bagheria. Iniziano a scaldarsi gli animi in campo, comprensibilmente. Si aspetta il via del direttore di gara per battere questo calcio di punizione. Via che arriva in questo momento. Demba si affida al numero 15.
possa essere contestata qualsivoglia decisione presa dal direttore di gara in questo momento della partita. Nel frattempo scodella in mezzo all'Accademia Trapani, allontanato dalla difesa del Bagheria, che adesso dovrà fare gli straordinari per poter gestire la situazione di vantaggio. Rimessa laterale per il Bagheria. Lancio lungo. Cercare i compagni in zona avanzata, riparte il Bagheria. Lancia a cercare i compagni in mezzo, non è calibrato male. Finisce una rimessa laterale. Rimane alto nel frattempo il Bagheria, ma grande occasione per Secan che butta in mezzo per il numero 7 dell'Accademia Trapani, che riesce ad agganciare il pallone e lanciarsi in porta. Ci mette una pezza zoom, però grande occasione per l'Accademia Trapani per ristabilire il match in parità. Grande occasione per Russo. Nel frattempo giocatore del Bagheria che rimane a terra, pallone scodellato in mezzo, allontanato la linea difensiva del Bagheria. Interrompe il gioco l'arbitro perché il giocatore del Bagheria rimane a terra. Si tratta del numero 20 Giacomo Fricano. Ha richiesto l'intervento dell'assistente in campo. Continua a rimanere a terra Fricano, si tocca il volto, probabilmente un contrasto di gioco abbastanza duro. Si rialza Fricano, dovrà rimanere per un poco di tempo a bordo campo. Di conseguenza Bagheria momentaneamente in 9, in attesa che il direttore di gara permetta al numero 20 della squadra ospite di rientrare in campo. Restituisce il pallone all'Accademia l'arbitro. Rientra il numero 20 del Bagheria, che si propone nuovamente offensivamente. Rimessa laterale in favore della squadra ospite, che non si lascia abbattere all'inferiorità numerica e continua a proporsi in avanti. Pallone scodellato in mezzo, allontanato di testa dalla difesa dell'Accademia Trapani, ma ancora pallone in zona pericolosa per la squadra di casa. Tentativo di cross, guadagna un prezioso calcio d'angolo la squadra ospite.
Sarà corner per il Bagheria. La casacca da mettere, se va, vieni con la casacca. Pallone lanciato, calibrato male, finisce sul fondo, richiesta nel frattempo la sostituzione dal Bagheria. Sostituzione che arriva adesso. Entra 18, esce 2. Entra il numero 18, Kevin Pio Ribaud. Funzione di Bagheria esce dal numero 2 Popolo, viene sostituito dal numero 18 Ribaldo. Riprende nel frattempo il gioco. Possesso Bagheria, possesso Accademia Trapani. Che si affida a Campanella, che prova a verticalizzare, lancia lungo per i compagni sulla fascia sinistra. Troppo lungo però, non ci arriva nessuno. Pallone dunque regalato in rimessa laterale al Bagheria. Adesso l'Accademia Trapani non deve lasciarsi prendere dalla foga, cercando di sfruttare l'inferiorità numerica degli avversari per quantomeno afferrare il pareggio. Nel tempo il cronometro continua a scorrere, 57esimo quasi minuto di gioco. Risultato 0-1 in favore del Bagheria. A sboccarla Pellegrino. Intanto ancora possesso Bagheria. Pallone recuperato però dall'Accademia Trapani, che può andare avanti. Passaggio però calibrato male. Finisce facile tra le gambe di Zummo. Lancio lungo dell'estremo difensore della squadra ospite, a cercare i compagni in zona avanzata. Lancio però troppo lungo, termina in rimessa laterale in favore dell'Accademia Trapani. Prova a gestire l'Accademia Trapani cercando di ritagliarsi uno spazio. Campanella crossa sulla fascia destra, scatta il numero 7 dell'Accademia Trapani, che mette in mezzo. Nessuno però riesce ad afferrare il pallone per ristabilire in parità il match. Pallone che termina in rimessa laterale. Nel frattempo possesso ancora una volta dell'Accademia Trapani, che prova a costruire nuovamente sulla fascia destra. Vibrato male il passaggio, ci mette una pezza Campanella, che si affida alle retrovie. Per mantenere la concentrazione e soprattutto non farsi prendere dalla foga la squadra di casa, sfruttando la superiorità numerica. Nel frattempo ancora una volta pallone al Bagheria. Rimessa laterale in favore dell'Accademia Trapani. Si appoggia su Demba, che prova a costruire sulla fascia sinistra. Lancio lungo a cercare i compagni in zona avanzata. Ferra sicuramente Zummo tra le braccia. Si prende un attimo di tempo sia per respirare che per far avanzare i compagni.
lancia lungo, rimane a terra un giocatore dell'Accademia Trapani, richiedono un fallo, tutto regolare per il direttore di gara. Nel frattempo ancora possesso Bagheria. Lancia lungo, Zummo a cercare i compagni in avanti. Lotta di possesso tra le due squadre, con vari rimpalli, pallone che scheggia da una parte all'altra del campo. In questa lotta di rimpalli sembra avere la meglio il Bagheria, che può provare a costruire l'ennesima azione di gioco. Ancora pallone tra le gambe del numero 9 che non riesce ad intendersi con Fontana, pallone che rotola in rimessa laterale. Dai. 61esimo minuto di gioco, nel frattempo 0-1 il risultato in favore del Bagheria. Ancora 30 minuti, poco meno di 30 minuti, più il recupero per l'Accademia Trapani per cercare di ristabilire il match in parità. Nel frattempo occasione per il Bagheria, ci mette una pezza la difesa dell'Accademia Trapani. Non si lascia assolutamente scoraggiare dall'inferiorità numerica la squadra ospite, che continua a proporsi offensivamente, questa volta con il numero 8. Lotta sul pallone. Tutto regolare per il direttore di gara. Lancio lungo per Secan, che prova ad agganciare il pallone in qualche modo. Raddoppiato Secan. Tutto regolare per il direttore di gara. Inizia a scaldarsi seriamente la panchina dell'Accademia Trapani. Nel frattempo altra occasione per il Bagheria, che si appoggia alla fascia sinistra. Numero 8 può cercare il cross in qualche modo, lo fa. Pallone che finisce sicuramente tra le braccia di Mistretta, che tenta subito il lancio lungo a cercare i compagni in posizione avanzata. Pallone che però finisce di porta in porta tra le braccia di Zummo, che subito riparte. Calibra però male il lancio per il compagno. E il pallone che viene regalato all'Accademia Trapani. Lo stesso Accademia, che prova a costruire sulla fascia sinistra. Pallone scodellato in mezzo, accompagnato poi sul fondo. Lancio lungo dell'estremo difensore del Bagheria. Tutto regolare per il direttore di gara. Dagli spalti viene reclamato il fallo in favore della squadra ospite. Ancora Bagheria prova a costruire sulla fascia destra. Calibrato male il passaggio. Pallone in rimessa laterale per l'Accademia Trapani. Pallone per Campanella, lanciato lungo per il compagno sulla fascia sinistra, lotta per il pallone, sarà
Rimessa laterale in favore della squadra di casa. Aumenta l'intensità del match. Si appoggia Di Cristina. Contrasto di gioco. Non fischia nulla l'arbitro. Continua a toccarsi il volto il numero 7 Stefano Russo. Lancio lungo del Bagheria. Pallone scodellato in mezzo per Secan, allontanato l'attenta difesa del Bagheria che non si lascia sorprendere. Altro pallone del Bagheria recuperato che può provare a ripartire, si appoggia al numero 8. Fischiato il fuorigioco. Riprende il gioco nel frattempo. Altro lancio lungo. Lotta Russo sul pallone. Terminato però in rimessa laterale in favore del Bagheria. Buon cross in area, non riesce però a trovare nessuno. Nel tempo ci prova di nuovo l'Accademia Trapani. Entrambe le panchine iniziano a lamentarsi per i falli non fischiati sia da una parte che dall'altra. Rimane però a terra un giocatore del Bagheria. Potrebbe essere richiesto l'intervento dell'assistente. Intervento non necessario. Si rialza il numero 3 Pellegrino, autore peraltro del gol che ha sbloccato il risultato della partita. Sarà rimessa dal fondo nel frattempo per Zoom, che si affida nuovamente al lancio lungo. Continua a lottare il Bagheria, che non si lascia affatto scoraggiare dall'inferiorità numerica e lotta su ogni pallone. Pallone scodellato in mezzo. Non riesce a trovare Mendola. Rimessa laterale in favore della squadra di casa. Nel frattempo si prepara un cambio per la squadra di casa. Lancio lungo, intercettato dalla difesa del Bagheria che recupera il pallone. Ancora una volta però recuperato l'Accademia Trapani, che può nuovamente proporsi in avanti. Russo. Pallone allontanato dalla difesa. Si prepara nel frattempo al cambio numero 13 Danilo Daguanno. Nel frattempo possesso Accademia Trapani.
Pallone in mano a Campanella che prova, che sbaglia il pallone e viene intercettato dal Bagheria, che può provare a ripartire. Lotta il numero 4 del Bagheria. Pallone scodellato in mezzo a cercare il numero 9. Tutto solo. Grandissima occasione del Bagheria, salvata praticamente sulla linea. Una grande occasione per raddoppiare la situazione di vantaggio. Colto completamente di sorpresa il reparto difensivo del Bagheria. Nel frattempo rimane a terra un giocatore della squadra ospite, ha richiesto l'intervento dell'assistente. Arriva la sostituzione nel frattempo. Come detto poc'anzi, entra il numero 13 Danilo Daguan. Marco, fai 2 3 quarti, 2 3 quarti. Dopo, ora si gioca, dopo. Dai Dani, forza. Danilo in mezzo, con tempo, rimanete. Esce 3, entra 3. Esce nel frattempo il numero 3 Martorani. Dai Stefano, andiamo Stefano! Dobbiamo mandare Stefano! Dai! Dai Marco! Andiamo! Dai! Scusa. Esci. Dai Marco! Marco! Lotta alla bandierina. Conquista il calcio d'angolo. Il Bagheria. Alla bandierina va il numero 4 Vittorio Saul Pucci. Batte a cercare i compagni in mezzo, pallone allontanato. Prova a ripartire Secan. 3 contro 1 per Secan. Prova a cercare con lo sguardo i compagni in mezzo. Guadagna però una preziosa rimessa laterale. Ancora possesso Accademia Trapani, che deve assolutamente capitalizzare questi ultimi 16 minuti regolamentari di gioco per poter portare a casa quantomeno il pareggio. Grandi proteste da parte di Campanella e fiocca il cartellino giallo per l'uomo con la fascia al braccio dell'Accademia Trapani. Giallo per Campanella per proteste. Iniziano a scaldarsi gli anni. Campanella richiedeva un calcio d'angolo che però per l'arbitro era semplicemente una rimessa dal fondo. Lancio lungo per Zummo. Inizia a piovere nel frattempo al Roberto Sorrentino di Trapani.
ed iniziano a fioccare gli ombrelli sugli spalti. Lancio lungo dell'estremo difensore a cercare i compagni in zona avanzata, intercettato facilmente dalla difesa dell'Accademia Trapani, però ancora possesso Bagheria. Lotta ancora il Bagheria sul pallone. Recupera l'Accademia Trapani che prova a lanciarsi sulla fascia sinistra, pallone calibrato male, però viene concesso dunque il fallo laterale al Bagheria. Lo stesso Accademia Trapani si appoggia a Russo sulla fascia destra. Russo punta all'uomo, prova a saltarlo, cade a terra, tutto regolare per l'arbitro ancora una volta. Tempo scambio, il numero 8 del Bagheria che salta l'uomo, si propone in mezzo, pallone però troppo debole in mezzo, facile da intercettare per la difesa dell'Accademia Trapani, ma ancora possesso Bagheria, attenzione, che si propone ancora una volta in avanti, prova a ritagliarsi uno spazio. Attenzione, battuta subito dall'Accademia Trapani che prova a ripartire, Campanella prova a lanciare Secan, pallone nuovamente intercettato dalla squadra ospite. Punizione. Punizione per il Bagheria, che opta ancora una volta per il lancio lungo per i compagni, prova però la testa dell'attenta difesa dell'Accademia Trapani che sa di non potersi più concedere errori, nonostante il Bagheria non molli un centimetro. Lancio lungo calibrato male, rischia in stretta, non riesce in primis ad afferrare con le mani il pallone, poi ci riesce e si appoggia al compagno più prossimo per la ripartenza. Lo stesso Accademia Trapani che prova a prendersi un po' più di tempo, opta ancora una volta per il lancio lungo, pallone tra i piedi di Zummo che afferra con le mani. Lancio lungo di Zummo a cercare i compagni. Iniziano a fioccare le proteste anche dagli spalti per le decisioni arbitrali. Nel frattempo Demba controlla il pallone, prova a farsi spazio nelle righe difensive del Bagheria. Bagheria molto attento, recupera nuovamente il pallone e può provare ancora una volta a ripartire. Si prepara nel frattempo un'altra sostituzione in casa Accademia Trapani, un giocatore del Bagheria a terra però. Il cronometro nel frattempo continua a scorrere, quasi 80° minuto di gioco, 1-0 in favore del Bagheria il risultato. Per sbloccare il match lo ricordiamo, Riccardo Pellegrino su punizione.
Lancio lungo di Zummo, pallone che finisce facile tra i piedi delle linee difensive. Prova a lanciare lungo l'Accademia Trapani, attenta alla difesa del Bagheria che mette in fallo laterale. Arriva un altro cambio in casa Accademia Trapani. Entra il numero 16 genovese Angelo Giuseppe ed esce il numero 2 Angelo Di Cristina. Campanella si affida alle retrovie. Prova a cercare di ritagliarsi uno spazio. L'Accademia Trapani che sa benissimo che il cronometro continua a correre e il tempo a propria disposizione è sempre meno. Ci si avvicina all'82esimo minuto di gioco, ancora il risultato è sullo 0-1, nonostante il Bagheria sia in inferiorità numerica dall'inizio del secondo tempo. Si appresta alla rimessa al fondo Zummo, che invita i suoi ad avanzare. Lancio lungo del portiere. Si affida a Mistretta la difesa. Il Mistretta calibrato male, viene regalata una rimessa laterale al Bagheria che batte subito. Al prossimo cambio, Abito, al prossimo cambio. Ora Bagheria che prova a costruire in mezzo, pallone in mano al numero 4. Riesce a calibrare bene il passaggio per lo Bosco. Pallone in mano a Secan che riesce a recuperare il pallone in maniera dura ma regolare per l'arbitro. Scambio con Russo che mette in mezzo, smanaccia Zoom. Pallone che finisce in angolo dunque. Nel frattempo cambio per il Bagheria. Entra il numero 19 Serio Gioacchino. Esce invece il numero 9, il capitano Loreto Lobosco. 9-19. Nel frattempo cambio anche in casa Accademia Trapani. Entra il numero 20 Camara. Esce il numero 8 Via Demba tra le proteste, viene infatti ammonito dall'arbitro. Si scaldano gli animi all'interno della panchina dell'Accademia Trapani. Il mister chiede la calma ai suoi. Tutto tempo che sicuramente non va in favore dell'Accademia Trapani, con il cronometro che continua a scorrere. 84esimo minuto di gioco qui al Roberto Sorrentino di Trapani. Secan prova a lanciare i suoi. Pallone che finisce sicuramente tra le braccia di Zoom. Lancia lungo l'estremo difensore del Bagheria a cercare i compagni in zona avanzata.
Tempo possesso Bagheria. Andiamo! Occhio lì davanti, Spintone e sarà dunque punizione in favore della squadra ospite. Iniziano notevolmente a scaldarsi gli animi, comprensibilmente agli ultimi 5 minuti del match, tensione alle stelle. Punizione sicuramente interessante per il Bagheria che, qualora riuscisse a capitalizzare, raddoppierebbe il vantaggio. Batte corto il Bagheria, gestisce alla bandierina, guadagna un altro calcio piazzato a proprio favore, corner per il Bagheria infatti. Ancora una volta battuto corto, il numero 8 prova a farsi strada, e altro grande rischio per l'Accademia Trapani. Continua a provare a ritagliarsi spazio in qualche modo l'Accademia Trapani. Altro lancio lungo del Bagheria, intercettato le linee difensive dell'Accademia. Livello di intensità che inizia ad aumentare in maniera vertiginosa in questi ultimi minuti del match da parte di entrambe le squadre, che da un lato vogliono mantenere se non allungare il proprio vantaggio, mentre dall'altro vogliono quantomeno afferrare il pari. L'Accademia che si affida nuovamente a Mistretta. Ancora una volta possesso del Bagheria che può provare ancora una volta a rendersi offensivo. Si appoggia alla fascia sinistra il Bagheria. Prova a ritagliarsi uno spazio. Servito il numero 8. Reclamato il rigore dalla panchina del Bagheria per un fallo in aria. Tutto regolare però per il direttore di gara. Pallone che scorre. Viene rimessa laterale in favore dell'Accademia Trapani, che batte subito. Lancio lungo all'Accademia Trapani a cercare i compagni in posizione avanzata. Servito il russo sulla fascia destra. Crossato in mezzo il pallone. Ci arriva il giocatore dell'Accademia Trapani, che però non riesce ad inquadrare bene lo specchio della porta. Pallone che dunque va a finire sul fondo. Altra rimessa dal fondo per Zummo, che invita ancora una volta i suoi ad avanzare. Scontri per il possesso tra le due squadre. Manca meno di un minuto al termine dei minuti regolamentari. Sbaglia il passaggio Campanella, pallone regalato al Bagheria che può volare sulla fascia sinistra con il numero 19 che prova a verticalizzare. Si prende però tutto il tempo del mondo per poter gestire il pallone. Ora possesso Bagheria che lotta. Pallone che torna in mano all'Accademia Trapani, che può provare a ripartire. Campanella appoggia per Russo che corre verso la porta. Prova a scodellare in mezzo. Pallone in mano al numero 9. Tiro che lotta sulla linea. Pallone che non finisce dentro. Zummo richiede il fallo, festone sulla mano, grandissima occasione per l'Accademia Trapani allo scadere.
da questo, Mendola. Grande nervosismo sicuramente per l'occasione clamorosa dell'Accademia Trapani allo scadere. Grande Ale! 5 minuti di recupero, quelli dati dall'arbitro. Nel frattempo già il primo minuto è abbondantemente terminato. Lancio lungo di Zummo. Vai su! Possesso nel frattempo dell'Accademia Trapani. Ultimi minuti molto intensi. Lotta del possesso. Degli spalti. Sarà rimessa laterale in favore del Bagheria. Lancio lungo. Ancora possesso Bagheria, prova a scattare sulla fascia, potrebbe servire il compagno in mezzo, lo fa, grande occasione, intuffo, Mistretta salva tutto e lancia lungo per i compagni in zona avanzata. Ancora possesso Accademia Trapani, grande frenesia sia nella panchina che in campo dell'Accademia Trapani. La battuta Campanella, scambia con Russo, ancora 1-2 tra Campanella e Russo, pallone in mezzo, tenta l'acrobazia il numero 10, pallone però facile tra le braccia di Zummo che si prende chiaramente tutto il tempo a disposizione e poi lancia lungo per i compagni in zona avanzata. Contrasto tutto regolare per il direttore di gara, si continua a giocare, lancia lungo Campanella per il compagno sulla fascia sinistra. Fuori gioco, quello segnalato dall'arbitro. Nel frattempo 93esimo minuto di gioco, ormai agli sgoccioli il match, 0-1 il risultato tra Accademia Trapani e Bagheria, 90-0-11. Lancia lungo Zummo. Reclama il fallo il Bagheria, tutto regolare per il direttore di gara. Subito rimessa laterale battuta dall'Accademia Trapani che prova ancora una volta a ripartire. Anche questa volta tutto regolare per il direttore di gara, pallone che schizza al lato dei padroni di casa del campo. Altro pallone lungo servito da Campanella. Altra rimessa dal fondo. Termine del match ormai prossimo. Grande amarezza sicuramente in casa Accademia Trapani. Sicuramente una prestazione di carattere quella del Bagheria 90-011 che nonostante abbia passato un intero tempo in inferiorità numerica è riuscito fino ad ora a gestire molto bene il vantaggio. Certo, mai dire mai, ancora manca del tempo prima del termine del match, pallone che viene nuovamente allontanato. Stesso Accademia Trapani che prova nuovamente a rendersi pericoloso, sbagliato il passaggio, pallone lanciato lungo. Si è arrivati al 95esimo.
Altro giallo per il Bagheria 90-011. Alla battuta il solito Campanella, avanza pure il portiere. Tutti in avanti, ultima occasione del match per poter quantomeno agguantare il pari per l'Accademia Trapani. Batte Campanella, pallone troppo lungo. L'Accademia Trapani richiede l'angolo, per il direttore di gara invece è rimessa dal fondo. Sembra ormai tutto finito. Rimessa dal fondo, vediamo adesso se il direttore di gara fischierà il triplice fischio alla battuta e il calcio piazzato. Battuto, il direttore di gara fischia 3 volte, finisce 0-1 il match tra Accademia Trapani e Bagheria 90-011. A segnare il gol è stato Riccardo Pellegrino su punizione. Grande amarezza sicuramente in casa Accademia Trapani, che non riesce a capitalizzare l'inferiorità numerica dell'avversario, mentre grande prova di carattere per gli avversari, che sono riusciti a mantenere saldo il vantaggio conquistato nel primo tempo.